Da domenica la Sicilia diventa zona gialla, così ha stabilito il decreto del ministro Speranza, rivedendo in Italia il colore di molte altre regioni. Tutto questo tra i palazzi del potere nasconde comunque una profonda preoccupazione e paura. Abbandonare l'area arancione rischia di gettare in aria i risultati ottenuti con le restrizioni. Lo dicono gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico Regionale che il governatore Musumeci e Ruggero Razza ascolteranno nelle prossime ore prima di firmare un'altra ordinanza nella quale dovrà sciogliere il nodo se adeguarsi a tenere negozi chiusi la domenica oppure, come prevede il decreto Speranza, sulle zone gialle, allentare le misure di contenimento. E proprio questo è il nodo principale. Con la zona gialla già da domenica bar e ristoranti potranno aprire non solo per l'asporto dalle 5 del mattino fino alle 18, sarà possibile spostarsi da un comune all'altro e di uscire dalla regione. Non cambierà nulla per scuole, centri commerciali, sale bingo, museo e centri sportivi. La modifica del colore da arancione a giallo è stato suggerito sicuramente dal miglioramento degli indicatori e soprattutto dalla percentuale dei posti in terapia intensiva dei pazienti Covid. Questo è il dato che ha convinto gli esperti della cabina di regia del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità. La bassa soglia di rischio dei posti in ospedale è in Sicilia del 30-36% rispetto ad una media nazionale del 44% e del 50%. Musumeci, dopo aver espresso soddisfazioni e assicurato lo stesso impegno messo in campo dall'inizio della pandemia, ha annunciato che incontrerà insieme a Ruggero Razza il Comitato Tecnico Scientifico per valutare le misure da adottare alla luce della nuova classificazione. Non è un liberi tutti, così ha detto. Ascolterà gli esperti prima di firmare una nuova ordinanza. Il nodo da sciogliere è lo stesso: mantenere la linea della fermezza o allentare. È chiaro naturalmente che commercianti ed esercenti cantano vittorie e sperano attraverso le modifiche di alleggerimento di potersi riscattare, chiedendo altresì di allungare l'orario di chiusura e recuperare qualcosa dopo una terribile tempesta economica mai vista nella storia del nostro paese.